Carissimi, siamo ancora qui oggi per parlare di questo fatto che ultimamente è successo, che praticamente la mamma ha ucciso la figlioletta di 5 anni, ma che se cose Peccato. Non si fanno queste cose. È sbagliato fare Questa è una barbia. È una vergogna, ma da persone indecenti e persone barbare che non hanno amore non si ai fanno figli. queste cose. Vuol dire che tu non sei mamma che hai fatto questa cosa. Sei Non essere degno di fare questa cosa. Non essere degno, non sei madre. Non sei madre per questa bambina. Hai fatto una cosa sbagliata. Perché hai ucciso la bambina, la tua figlia? Come io piango, che io ho i figli che non lo posso vedere, che c'è la mia cognata e tu ammazza tua figlia. Ma con quale coraggio tu hai fatto questa cosa? Ti devi vergognare, non si fanno queste cose. Sei una nullità, perché queste cose con i figli non si fanno. Vergognati, Come dice un proverbio napoletano, i figli sono pezzicore ma non si toccano. Guai a chi tocca un bambino o una bambina, guai. Vergogna, non si fanno queste cose, vergogna. Ma veramente una cosa vergognosa e che spero che in futuro soffrirai le pene dell'inferno di questo atto che hai fatto con la bambina. E non dico più niente, vergognati, basta. Non ci sono parole per descrivere un simile gesto. Non ci sono parole assolutamente. È una cosa inimmaginabile. Non si fanno queste cose, non si tocca ai figli. Come prima le partorisce e poi ammazzi, com'è? Non è giusto, non si fanno queste cose. Poi non solo, e dire pure le bugie di quello che hai raccontato. Tutto è una vergogna. Rapinatore, chi è una vergogna. Che hai preso la scusa dei rapinatori, ma mentre i gatto covava sotto, giusto è? Ma non si fanno queste cose, perché sei una nullità, è una stronza, te lo dico con una stronza sei. Bugiarda maligna, bugiarda. Maligna è tutte cose, sei maligna, bastarda pure sei. E come dice quasi giusto, devi soffrire perché te lo meriti. Devi provare cosa ha provato la bambina. Devi provare tutte le pene dell'inferno, che Dio ti punisca veramente, che ti punisca, devi far provare tutto quello che ha provato la bambina. Perché queste cose sono cose che non si fanno, sono cose veramente da inferno. Certo, te ne vai all'inferno, non con il Signore, te ne vai all'inferno con il diavolo. Tu non sei degno di stare dalla società. Ti devono. Da Natale in costa non esci più in galera, non esci più per tutta la vita, devi stare incastrata per tutta la vita tu. Mi ha fatto una pena questa bambina enorme e io sono necessario e tu sei mamma. Cosa pensavi in quel minuto? Che stavi uccidendo un cagnolino, un gattino, ma cosa? Ma tu sei veramente stronza, indegna, fai schifo. Va bene, abbiamo detto tutto, rimaniamo ancora con questo dolore, ci sentiamo alla prossima registrazione. Ok, ciao. 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 Oh yeah!